E ora parliamo della nostra città, della vita culturale della città, di un grande personaggio, Francesco Alziator, uno degli uomini simbolo della vita culturale cittadina. Il concorso letterario si arricchisce di nuove iniziative per spronare appunto alla lettura. Sentiamo Cristian Aime. Le chiese, i monumenti, le strade, ma soprattutto le piazze, la città del sole rivive sulle pagine intramontabili di Francesco Alziator, nelle opere più famose del grande scrittore ed etnografo, ma ora anche tra i suoi abitanti, desiderosi sempre più di riscoprire misteri, tesori e curiosità dei quartieri storici cagliaritani. Centinaia di persone per le strade e i vicoli di Marina, Castello, Stampace e Villanova, 4 itinerari per conoscere le tante bellezze della parte più antica di Cagliari insieme alla figura del suo principale cultore. Ed è proprio grazie al premio letterario dedicato a Francesco Alziator, che quest'anno dura sino ad ottobre, che Cagliari appare sotto una nuova luce anche davanti agli occhi dei suoi abitanti, spesso distratti dai ritmi frenetici della vita quotidiana. 5 mesi di programmazione che anticiperanno i contenuti del concorso letterario dedicato al celebre studioso appassionato della cultura sarda e profondo amante di Cagliari, dove era nato nel 1909, una manifestazione itinerante con la cornice di alcune delle piazze più significative della città per un inedito incontro tra libri, musica e animazione. Le librerie e i circoli dei lettori insieme agli autori presentano le ultime novità, promuovono la lettura. Il prossimo appuntamento venerdì 4 giugno alle 18 in Piazza Galilei.